Ciao a tutti, sono Saba e insieme a Zenazon oggi parliamo del bello e del buono di Genova e della Liguria e lo facciamo qui nel comune di Castelvecchio di Rocca Barbena, che abbiamo proprio raggiunto nella scorsa puntata percorrendo il sentiero di Ilaria dal comune di Zoccarello arrivando qui, e guardate alle mie spalle il bellissimo borgo medievale. Ci vediamo tra poco, seguiteci. In questo momento ci troviamo qui in Piazza della Torre, cuore del borgo antico. Qui accanto abbiamo la cinta muraria e le case in pietra tipiche di questo borgo, e di fronte a noi una torre medievale che risale al 1448. E proprio di fronte alla torre medievale, detta anche Torre dell'Impiccato, troviamo l'oratorio dei Disciplinati, dove svetta il suo campanile e un affresco di Maria Maddalena. Il borgo fu un importante feudo dei marchesi di Clavesana, da loro fondato e sviluppato tra il XII e il XIII secolo. Un'altra curiosità che possiamo incontrare all'interno del borgo sono le cosiddette gobbe. Le gobbe che cos'erano? Erano dei forni esterni che venivano appunto costruiti per cuocere il pane e per poter sfruttare meglio lo spazio interno delle abitazioni. Castelvecchio di Rocca Barbena è un borgo da fiaba, dove si ha la sensazione di tornare indietro nel tempo. Abbarbicato sulla montagna a 1100 metri di altitudine, bandiera arancione, è considerato anche tra i borghi più belli d'Italia. Abbiamo percorso i deliziosi vicoli con la tipica pavimentazione a ciottoli per raggiungere la chiesa di Nostra Signora dell'Assunta. Castelvecchio di Rocca Barbena si sviluppa nella media del torrente Neva alle pendici meridionali della Rocca Barbena a 1142 metri. Il suo territorio è attraversato dall'Alta Via dei Monti Liguri.
Particolari che contraddistinguono il borgo sono le antiche case fortezze edificate in pietra, con i tetti a terrazza e i sottotetti ad arco che venivano utilizzati per l'essiccazione dei funghi e dei fichi. Castelvecchio è un dedalo di stradine affascinanti e tortuose che ci portano in questo carugio destinazione Castello, e noi stiamo andando proprio lì. Sul poggio è ubicato il santuario della Madonna delle Grazie che risale al XVII secolo. Abbiamo terminato la nostra giornata nel bellissimo borgo antico medievale di Castelvecchio di Rocca Barbena, e con questa puntata noi vi salutiamo e ci diamo l'appuntamento la prossima volta. Un bacio da Saba e da Zena Zone. Ciao! Dai tetti a terrazze, sottotetti.